ragazzi, oggi vi porto a Costermano, un paese che potremmo definire un po' l'anticamera del Garda, anche se in realtà secondo me questo è un vero e proprio mondo a parte, perché è vero che ci troviamo a pochi chilometri di distanza rispetto al lago di Garda, ma qui ci sono dei tratti che rendono unico e inconfondibile questo paese, primo fra tutti la grande ricchezza di verde. Il fatto di vivere in un modo diverso la nostra vita in questi 50 giorni con la famiglia e stando magari costretti e rinchiusi in casa ci ha fatto scoprire la famiglia di più, ma soprattutto la voglia di scoprire la natura, magari di vivere anche l'esterno in modo diverso, non ammassati l'un con l'altro. Infatti io scommetto che Costermano potrà essere un comune che darà tantissimo dal punto di vista dell'appetibilità o dell'attrazione turistica, perché ha quel rapporto uomo-ambiente che è fondamentale per il turismo del futuro. Il sogno dell'amministrazione, da quando siamo insediati nel 2014, è stato quello di trasformare il nostro territorio da un luogo di passaggio a un luogo di sosta e quindi valorizzare quello che c'è di bello a Costermano, ossia il nostro ambiente. Quindi portare avanti una serie di progettualità legate all'ambiente, alla valorizzazione dell'ambiente e alla scoperta dell'ambiente. Questo per due settori, sia per i nostri cittadini che per il turista. E da qui siamo partiti nel fare un grande master plan. In 5 anni abbiamo comprato quasi 400.000 metri di aree verdi per realizzare questo parco come altri, piste ciclabili e grandi percorsi e sentieri a piedi. Quindi noi scommettiamo anche in questo periodo di magra visione economica, stiamo puntando tantissimo invece sugli investimenti ambientali, perché vogliamo che nel 2021-2022, quando riparte l'economia turistica, Costermano sia non indietro rispetto agli altri paesi del lago, ma possa dire la propria e possa essere invece in una posizione di vantaggio rispetto ad altre comunità. Quindi il nostro invito è: scoprite Costermano, perché qui sentite ancora gli uccellini, l'odore dei fiori, le passeggiate e il verde della sua natura.